Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Live Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di una domanda che mi fanno spesso delle nostre amicizie e riguarda a quando finirà questo mare di cioccolato. Perché alcune persone che conoscono ormai il Marietto al 2010, quando tutti stavano aspettando il 2012, il Marietto stava spiegando in quel periodo storico che la cioccolata sarebbe arrivata, ma loro dicevano che il Marietto le sparava grosse, che era un visionario, che era uno che gridava nel deserto e via dicendo. Poi nel 2012 non è arrivato giù il quinto piano, gli extraterrestri, il salto quantico, il salto di qua, il salto di là. Gli unici che in quel periodo storico hanno visto che il salto erano i siriani che fondamentalmente hanno assorbito tutte le energie negative di quel periodo storico. Infatti c'è stata una guerra terribile. Ma oggi che cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che molti continuano a gridare: stiamo entrando a piedi uniti nella terza guerra mondiale. Quindi a tutte quelle persone che incominciano, che già nel 2012 speravano nel salto quantico, nel passaggio dell'acquario, e quelle menate da New Age, e il Marietto diceva: armatevi di circuiti, armatevi di protezione, lasciate stare le geniese, lasciate stare la New Age, lasciate stare il Reiki. Beh, tutte quelle persone che si sono incollati della negatività in un modo importante, fra un po', se hanno schivato l'oliva al primo colpo, sicuramente, secondo il Marietto, non schiveranno l'oliva il secondo colpo, perché si vede che se non l'hanno capita bene nel primo, bisogna che il karma gli spieghi bene anche nel secondo colpo. E se non finirà il secondo colpo, arriverà il terzo, ma non sfuggiranno. Quindi quando il Marietto le spiegava le cose, le persone dicevano che il Marietto era fuori strada, adesso quelle persone mi vengono a chiedere quando finirà questo battesimo del fuoco. Beh, per molte persone che in quel periodo lì non si sono difese coi circuiti, non hanno seguito le pillole del Marietto e non hanno seguito cosa diceva il Marietto, beh, chiaramente si troveranno un periodo difficile. Più o meno, secondo il Marietto, dovrebbe finire nel 2029, ovvero tecnicamente finirà nel 2026, ma si protrarrà per molti nel 2029. E nel 2029 molti, quelli che saranno rimasti in piedi, avranno delle conseguenze importanti. Il Marietto dice sempre che vince chi resta in piedi per ultimo. Però anche quelli che dopo il 2029 e che non hanno seguito il De Gardner e il Marietto Veneziano e che hanno voluto rifare di testa loro, cioè seguire la New Age, chiaramente il pasto non è gratis. Qualcuno gli verrà a dire: amico, non era gratis, bisogna passare alla cassa. I primi anni lo offrono loro e poi si passa alla cassa. Quindi l'invito al Marietto è: andate nel sito del capitano a scaricare i programmi, i circuiti radionici gratuiti, gli ebook, ce ne sono tantissimi, e incominciate a studiare le pillole di Hildegard Maletto Veneziano che sono gratis. Se volete un consulto, se volete comprare dei circuiti o addirittura dei sigilli o dei cioni di protezione, questo, se avete ancora della forza finanziaria, è il minimo per affrontare un periodo storico che è alle porte. Voi avete visto che abbiamo passato una dittatura sanitaria pazzesca. Io ho molte persone che conosco di vista che purtroppo dopo la terza dose hanno avuto problematiche importanti. Molti non lo dicono, ma purtroppo non lasciatelo dire a me perché mi ha detto questa cosa, però hanno paura tantissimi, tantissimi hanno paura e tanti non sanno più come sfuggire da questa terza dose. Insomma, l'hanno fatta e capite che si trova in una situazione difficile perché loro stessi hanno dei parenti che purtroppo hanno lasciato questo piano terreno. Quindi, a tutti quelli che si sono fidati al decarmamento veneziano, io dico state tranquilli perché siete seduti sulla sedia giusta. A tutti quelli che nel 2012, 2010, 2011, quando dicevano che il maretto veneziano era fuori strada e si attaccavano a denti e unghie alla New Age, dico, cari miei, chi semina raccoglie, e quelli che vi hanno indottrinato nella strada poco, diciamo,
dovranno chiaramente passare alla cassa e il pranzo non era gratuito. Quindi aspettiamoci fino al 2029, la terza guerra mondiale, che tanti mainstream incominciano a dire e siamo dentro, ma il Marietto ha visto che sarà molto, molto, molto più dura di quello che ci vengono a dire. Chi vivrà vedrà, io ho già visto come va a finire il film, chi vuole credere Marietto lo segue, compratevi i sigilli di protezione, il sigillo di Marte, il sigillo di Mosè. Chi invece vive sperando, sapete come va a finire il film, come se ne andrà. Bene, cari amici, il Marietto vi ha dato i consigli e vi aspetto alle Sibille Interattive gratuite ogni martedì e giovedì. Grazie e alla prossima, ciao.